popolo. Zam, zam, zam. Buongiorno, buongiorno. Siamo tornati in diretta da studio. Sammy Varin vi dà il ben ritrovati. 11:06 primi. Tra pochissimo la seconda parte della nostra controinformazione, mentre controllate sul vostro cellulare, perché se mi avete scritto questa mattina un messaggio WhatsApp al 340 6709 659 avrete certamente ricevuto la canzoncina per il sì al referendum sulla giustizia. Se non l'avete ricevuta o se mi avete acceso solo adesso, avete dormito fino a tardi, siete ancora in tempo. È uscita una carinissima canzoncina che sembra che la canto io e per spiegare come votare il 22-23 di marzo, come votare sì al referendum che riforma, che fa giustizia. Inviate un messaggio con scritto "La voglio", pensiero molto erotico certamente, al 3406709 659 e Sammy Varin ve la farà avere la canzoncina. Prima però è in arrivo il Qui Parlamento, poi arriva invece un bravo artista indipendente che si chiama Numa e poi arriveranno anche i bacchettoni con Matteo Orlando, Informazione Cattolica. Prima però era nell'aria questa mattina, signori, è uscita la notizia che sconvolge tutto quanto. La vicenda del pusher assassinato a Rogoredo? Bene, anzi male, il poliziotto Carmelo Cinturrino fermato per omicidio volontario. C'è il rischio che uccida ancora. Le motivazioni. Insomma, questo Aberarin Mansuri non aveva nessun'arma in mano quando è stato ucciso dal poliziotto. Finto o non finto, non c'aveva niente che potesse fare del male. Nella mattina di lunedì 23, oggi, l'epilogo con l'arresto dell'assistente capo di 41 anni in forza al commissariato Mecenate di Milano, Carmelo Cinturrino. Questa è l'apertura del sito del Corriere. La stessa cosa su Repubblica. Rogoredo, fermato il poliziotto Cinturrino per l'omicidio di Mansuri. Il PM, c'è il rischio che uccida ancora. E direi che potentina come frase. Ci fermiamo, il Qui Parlamento, linea a Laura Ravetto. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Allora, il titolo del dibattito di oggi potrebbe essere, purtroppo, parliamo di violenza contemporanea. Parliamo di violenza contemporanea contro le donne. È un allarme sociale ancora sottovalutato. Un po', me lo lasci dire Presidente, lo dimostra quest'Aula, perché io ringrazio moltissimo i colleghi che sono qui ad ascoltare. Parliamo per lo più però di colleghi che trattano sempre questi temi, o perché sono avvocati come le colleghe al mio fianco, o perché si occupano di pari opportunità. Sarebbe bello vedere tutti questi banchi pieni, perché questo è il tema non del futuro, è il tema del presente. Parliamo del cosiddetto cyberstalking, cioè gli atti persecutori in rete, l'hanno detto tutti, parliamo del deepfake, parliamo del furto di identità. Parliamo di azioni, parliamo di reati che hanno delle caratteristiche molto precise. La prima caratteristica è che il persecutore, o ahimè anche la persecutrice, come abbiamo visto nel caso della gestione criminale di un sito recentemente, hanno un vantaggio sulla vittima. Spesso sono, anzi, prevalentemente sono anonimi, sono nell'anonimato, e questo crea ancora più impotenza nella vittima. Poi creano un danno, una ferita alla vittima, che non è solo virale, cioè in pochi secondi si diffonde ovunque, ma è anche perpetua. È difficilissimo rimuovere quel danno dalle reti, dalle piattaforme, la cosiddetta impronta digitale. E poi, dobbiamo dirlo purtroppo, non sono neutri, non sono reati neutri, sono reati di genere, perché i bersagli preferiti sono le donne, sono le ragazze, sono le bambine, sono esposte a attività sessualmente esplicite, rubando i loro visi, associandoli ad altri corpi, sono esposte a intimidazioni, offese, sono esposte ad una ferita e a una lesione della loro dignità. E a questo si aggiungono i cosiddetti condivisori, perché poi
ci sono anche quelli che prendono queste immagini e le girano, le condividono, le commentano. E questa condivisione nel nostro ordinamento ha ancora di fatto praticamente un'impunità giuridica e un'impunità sociale. Cioè quando uno trasferisce l'immagine, la commenta, non sente di commettere un'infrazione, un reato, una cosa grave. La radice di questa aggressività risiede in un intento ben preciso di dominio, di controllo, di silenziamento, di offesa della vittima. E cosa genera nelle donne? Paura, vergogna immotivata, ferite profonde, paura di denunciare. E nel 51% delle vittime di questi reati, ideazione suicidaria, pensieri di suicidio. Allora, lo scopo di queste mozioni è assolutamente enfatizzare il problema, discuterlo, trasferirlo fuori. Poi però io qui rappresento un partito, la Lega, che nonostante qualcuno si diverta spesso a macchiettizzare o definire come un partito che non si occupa di certi temi, in particolare delle donne, in realtà è un precursore su questi temi. Perché? Perché se oggi c'è in qualche modo una punibilità di questi atti, questa è contenuta in un articolo fortemente voluto dalla Bongiorno, cioè il 612 bis sul reato di stalking, dove in un comma si mette un aggravante proprio quando questi atti sono commessi in rete e perché queste aggravanti sono state potenziate addirittura con il codice rosso. Però, poiché appunto il partito della Lega è aderente alle necessità del presente, noi pensiamo anche che questo oggi non basti. Quindi siamo qui a dire, come abbiamo già detto al Ministro in un question time, che secondo noi è necessario che si faccia un reato specifico di atti persecutori in rete. Io non sono una fan particolare dei reati specifici, non sopporto quando il legislatore, poiché c'è un accadimento, facciamo il reato, così ci mettiamo a posto la coscienza. Ma qua è necessario. Perché è necessario? Perché c'è stata sì un'evoluzione, diciamo, giurisprudenziale, perché abbiamo pronunce per esempio della Cassazione che hanno detto che per esempio la Cassazione 25533 del 13 maggio 2023 che la creazione di falsi profili Facebook o account internet riconducibili alla vittima non costituisce di per sé un reato di atti persecutori, perché appunto il nostro ordinamento ancora non lo disciplina così, ma lo diventa realizzare molestie reiterate. Oppure la sentenza 10680 del 13 marzo 2023 ha detto che la pubblicazione ripetuta su Facebook della fotografia dell'ex compagna integra il reato di atti persecutori poiché contribuisce a creare un clima idoneo a compromettere la serenità e la libertà psichica della persona offesa. Però tutte queste sentenze si concentrano sul come, sul veicolo, ma non sul cosa, cioè sul reale danno diverso che viene creato, indotto nella vittima e sulle peculiarità. Quindi ecco, la Lega ritiene che vada fatto un reato specifico, abbiamo una proposta di legge, l'abbiamo depositata, tra l'altro sarebbe bene calendarizzare subito, approvarla, perché fa parte addirittura di un punto che dovremmo comunque attuare di una precisa direttiva, cioè la direttiva 2024-1385, la quale direttiva, che è una direttiva in generale sulla violenza di genere che l'Italia deve recepire entro il 2027, all'articolo 8, paragrafo primo, dice: gli Stati membri provvedono affinché sia punita come reato la condotta intenzionale consistente nell'istigare alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di detto gruppo, diffondendo al pubblico tramite TIC, cioè le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. E nel considerando numero 25 di questa direttiva dichiara che negli ultimi anni l'aumento dell'uso della rete internet e delle piattaforme digitali ha portato a un'impennata dei casi di istigazione pubblica alla violenza e all'odio anche basati sul genere. Quindi io dico, per una volta magari se arrivassimo un po' prima dell'ultimo minuto dell'attuazione di questa direttiva sarebbe bello. C'è una proposta della Lega, se ci sono altre proposte potremo metterle insieme, creiamo reato specifico. Ma arriviamo alle mozioni di oggi.
Lo scopo della mozione del centrodestra è chiaro, è prima di tutto ringraziare la Commissione Femminicidio, che ormai da mesi porta avanti un lavoro di indagine conoscitiva su questo tema molto approfondito, che sicuramente arriverà a delle conclusioni molto più incisive di quelle portate dalle mozioni di oggi, perché, anche solo perché banalmente, crea delle audizioni dove si ascoltano tutti gli operatori esperti nella violenza di genere, ma anche tutti coloro che effettivamente sono esperti di rete, di siti e di quant'altro. Ci sta che ci sia un clima bipartisan e quindi abbiamo ascoltato il ministro dare per lo più pareri favorevoli anche agli impegni portati dalle mozioni, 2 mozioni, una dell'onorevole Bonetti, l'altra del PD e dei 5 Stelle, mozioni che magari in alcune parti sono assolutamente condivisibili, quindi che avranno appunto il parere favorevole e anche il nostro voto, che in alcune parti mi sembrano ultrone, perché per esempio quando la sinistra dice per fare prevenzione dobbiamo creare delle strutture, mettere dei fondi nelle scuole, fuori dalle scuole, segnalo banalmente che queste strutture ci sono all'interno delle scuole, ci sono operatori delle forze dell'ordine formati sulla violenza di genere, ci sono magistrati che abbiamo chiesto col libro bianco siano specializzati sulla violenza di genere. Si tratta di cambiare il linguaggio, si tratta di rafforzare questi istituti che ci sono già, però non voglio anche qui come sempre rovinare un po' il clima. Spiace che poi però ti trovi nella mozione della sinistra, del PD e il 5 Stelle, le 3 righine su risolviamo tutto con l'educazione sessuale nelle scuole. Allora, io guardate, non entro neanche nel merito, se sia una cosa buona o non buona. Per noi della Lega, lo sapete come lo pensiamo, non è buona. Noi non vogliamo l'educazione sessuale, soprattutto ai nostri bambini, noi vogliamo l'educazione al rispetto delle donne. Ma comunque la si pensi, era il caso, PD 5 Stelle, di introdurre questo tema divisivo oggi in cui cerchiamo di fare una cosa congiunta? Vabbè. Lasciatemi dire che magari se eliminassimo tutte le divisioni e cercassimo di raggiungere l'obiettivo sarebbe meglio. Comunque oggi facciamo una mozione per tutte quelle donne che come noi, come molte di noi, perché ci siamo passate in molte qua dentro, hanno ricevuto villanie sui social, reati, furto di identità, e quelle stesse donne non hanno avuto come noi il privilegio, la possibilità, poiché magari siamo note o perché magari siamo più, diciamo, tutelate, di denunciare. Non hanno avuto il coraggio di denunciare. Facciamo queste mozioni per quelle bambine lassù di quelle scuole che vivranno nel virtuale, che vivono già nel virtuale e che devono essere tutelate. Dobbiamo fare in fretta, perché in questi casi... Concluda. Sì, Presidente, perché in questi casi purtroppo la tecnologia va più veloce della legge e quindi dobbiamo intervenire ora e dobbiamo intervenire per far capire che questa è vera violenza e violenza concreta, anche se si consuma dietro lo schermo di un computer. Qui Parlamento. Le tue chewing gum americane, le partite della nazionale, e domani cosa c'è da fare? Cose strane. Mi dispiace se non sai francese, a malapena arrivo a fine mese, e poi forse ti dovrei chiamare amore. Cadono sulle lenzuola nuvole di primavera e tua madre chiama ancora la sera. Ti vorrei portare sopra la città con le luci accese, sembra un Luna Park, e prendiamoci tutto, e teniamo lo stretto che poi se ne va. Ti vorrei portare sopra la città con le luci spente, sembra un cinema. E non bastano i soldi, no, non bastano i soldi, qui ci servono i sogni e questa musica. Da gennaio smetto di fumare, anche se vorrei ricominciare. E domani cosa c'è da fare? Cose strane. Ho bruciato il pane, mi dispiace. Ti dispiace se facciamo pace? Te l'ho detto che non son capace
amore. Cadono dalle lenzuola nuvole di primavera e tua madre piange ancora stasera. Ti vorrei portare sopra la città con le luci accese, sembra Luna Park, e prendiamoci tutto, e teniamolo stretto che poi se ne va. Ti vorrei portare sopra la città con le luci spente, sembra un cinema. E non bastano i soldi, no, non bastano i soldi, qui ci servono i sogni e questa musica. Ti vorrei portare sopra la città con le luci accese, sembra un Luna Park, e prendiamoci tutto e teniamolo stretto che poi se ne va. Ti vorrei portare sopra la città con le luci accese, sembra un Luna Park, e prendiamoci tutto e teniamolo stretto che poi se ne va. Ti vorrei portare sopra la città con le luci spente, sembra un cinema. E non bastano i soldi, no, non bastano i soldi, qui ci servono i sogni e questa musica. È chiaro che finite le Olimpiadi si comincia con Sanremo e ascoltando questo pezzo, l'apertura musicale, vocale di questo pezzo, io sul palco l'ho proprio immaginato. Cose strane! E lui si chiama Numa. Lorenzo, buongiorno! Ciao, buongiorno a tutti. Dai, questa non avrebbe sfigurato, ci avrebbe fatto cantare il pubblico a casa. Sono cose strane, cioè, cacchio, ci tiene, ci sta. E a me piace questa roba perché scopriamo sempre artisti che veramente sono un piccolo tesoro musicale e chissà come mai non passano sulle grosse grasse reti e in questo caso sul Sanremone. Ma che ci frega, caro Lorenzo, classe 1996 da Santoreste per l'esattezza, non Roma, ma Santoreste, e qui esplori il passaggio a una nuova fase della vita, sospeso tra responsabilità e desiderio di libertà. Sono quelle le cose strane. Che cosa sono le cose strane, Lorenzo? Ma le cose strane sono per assurdo, per quanto mi riguarda, le cose più scontate della vita quotidiana, no? Come, non so, recarsi in banca, queste cose che sono un po'... diciamo che nessuno te le spiega, però a un certo punto bisogna iniziare a farle, quindi ti ritrovi in questo vortice che è la società. Però come dicevo prima, senza istruzioni, questa è la vita stessa, no? Che uno a un certo punto, quindi io pongo la soglia dei 30 anni come questo passaggio dall'acerbo al maturo, no? E niente, quindi ti ritrovi in questo vortice, devi fare attenzione a comunque continuare a condurre le regole del gioco, perché altrimenti è un attimo che uno si perde e poi rincorre i danni magari che ha commesso. Ecco. È vero. Guarda che queste sono meditazioni che riguardano un po' tutti noi. Ma senti, Esatto. È vero che tutto è cominciato proprio alla sensazione che si prova a vivere in quel paese, a Santoreste. Spiegaci bene dove si trova e che cos'ha di magico questo piccolo paese che ti ha dato i natali. Beh, il Santoreste si trova sul Monte Sorate, che Monte Sorate praticamente è una montagna che si erge nella valle, intorno c'è solo panorama, non c'è nulla, non ci sono altre montagne, quindi noi Dai. ad esempio Roma la vediamo dall'alto, no? Quindi c'era anche questa situazione di sopra la città era proprio questo panorama che io vedevo e che comunque Roma è bello vederla anche da questa prospettiva, perché tu guardandola da fuori vedi luci lontane che sono un quadro bellissimo da guardare,
e poi quando ci entri dentro ti rendi conto che effettivamente ci sono tutti i suoi piccoli problemi, le sue, quello che suona il clacson, quell'altro che attraversa, no? Che in un certo senso a me mi fa pensare forse è meglio continuarla a guardare da qui, da Santoreste, capito, in questa noia, che però anche la noia ha un suo fascino, no? Stupendo, stupendo assolutamente. Qui abbracciamo tutti coloro che vivono in un altro tempo, magari appunto a pochi minuti dal casino di città, Sì. ma che quel casino lo vedono e non lo sentono neanche, lo vedono da molto lontano, anche perché così si portano avanti anche le tradizioni, le nostre lingue, i Sì. nostri dialetti. Io ho letto che tu da giovane hai scritto in lingua, in dialetto, è vero Numa? Assolutamente, io parto come poeta di testi in dialetto, quindi partivo nel bar del paese un po' a fare canzonetta dei personaggi che frequentavano i bar e che io vedevo passare di lì e parlare di queste problematiche comunque sempre, ma in fondo tutto il mondo è paese, quindi poi il rapporto che io ho fatto con la scrittura in italiano è stato proprio raccontare sotto queste vesti l'Italia, anziché solo il paese dove stavo. È bello. È bello pensare questa cosa, sai perché? Perché noi trasmettiamo da Milano e qui di dialetto ormai, se parli dialetto, anzi, ti guardano come per dire: ma cosa stai dicendo, cosa stai facendo? Invece è un patrimonio che non dobbiamo perdere e veramente io apprezzo chiunque dal nord, dal centro, dal sud ancora porti avanti queste tradizioni e Sì, se ma poi lo fa un artista ancora meglio, ti pare Numa? sì, perché secondo me il dialetto, io mi rifaccio anche a parlare con mia nonna, con mio nonno, no? C'ha questa sintesi comunque nei concetti, perché ci sono quelle frasi che poi racchiudono significati grandi, che uno dicendo quella frase ha chiuso il discorso, no? Che ne so, ciao cuore, buonanotte suonatori, che io poi ho riusato anche dentro alcune canzoni perché sono proprio degli slang, uno slang che capiscono tutti, specialmente no, c'è questa ripresa dialettale in alcuni termini anche italiani, no? Quindi non ci siamo così sganciati. Però come dici tu c'è un po' questa tendenza adesso a volersi generalizzare, ad essere un po' tutti simili, che per carità è anche giusto avere porte aperte per qualsiasi cosa, ma è anche giusto mantenere quello che le nostre radici, da dove veniamo, quindi io sono uno molto attaccato al mio dialetto. Bravo, 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 noi applaudiamo assolutamente, io l'invito, pensa che faccio da anni, se non da decenni, a ogni artista indipendente, voi che potete essere ancora indipendenti, c'è sempre il pro e il contro, lo ricordiamo, ci mancherebbe, l'invito è proprio di inserire tra le vostre canzoni, nel vostro album, se volete anche la famosa traccia fantasma, si diceva un tempo, un pezzo in lingua, un pezzo in dialetto, nel dialetto della vostra terra, un omaggio alla vostra terra. Poi si diventa famosi e non si ha tempo, non si ha voglia. Inserirlo subito all'inizio della propria carriera per dire sono nato in questa terra, ho parlato questa lingua, questo dialetto e lo devo ai miei genitori e ai miei nonni. E questa è forse la più bella dichiarazione d'amore che un artista possa fare al proprio territorio e ai primissimi cittadini, vicini di casa che magari lo hanno ascoltato cantare e nel tuo caso, Numa, ti hanno letto le tue poesie in lingua. Numa da Roma, Lorenzo, classe 1996, da Santoreste, mi raccomando. Cose strane è il pezzo che abbiamo cantato, ma non è finita qui, Numa. Dove ti possiamo trovare? Dove possiamo scoprire il resto della tua produzione e rimanere in contatto con la tua musica? Sì, allora su Instagram mi chiamo Numa-numeri a caso, che è il nome della band che mi accompagna sempre durante i live, quelli più grandi, diciamo in full band. E poi su Spotify Numa con l'accento sulla U, questo è per modernizzare un po' il nome romano del secondo re di Roma, con l'accento sulla U, via, un po' più internazionale, international, no.
e poi Numa con l'accento sulla U su Facebook. Assolutamente sì, avete capito? Numa, facile da trovare, se poi ci scrivete di fianco cose strane, potete riascoltare e ricantare questo pezzo, veramente orecchiabile. Numa, è stato Grazie. un piacere, tu lo sai, noi siamo a Milano, quando passi dalla nostra zona ricordati di noi, passaci a trovare, ok? Assolutamente. Alla Grazie prossima, mille. buona Ciao musica. a tutti. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici di Radio Libertà, cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Gaia Acerbis e devo dirvi la verità, devo dirvi che io quest'oggi sono un po' emozionata perché è il mio primo e vero collegamento. Il mio papà Alberto, che molti di voi sono sicura già conosceranno, mi ha detto: Gaia, mi raccomando, fai una bella offerta ai nostri amici di Radio Libertà. Quindi scusatemi in anticipo se non sarò brava come lui, però ci provo e vi parlo del nostro olio Acerbis. Olio Acerbis è un olio extravergine di oliva 100% italiano da olive italiane certificate all'origine e estratto a freddo. E pensate che proprio in questi giorni stiamo imbottigliando come ogni mattina sulle sponde del lago di Garda l'olio nuovo. E la mia offerta per voi questa mattina è proprio questa: olio nuovo al prezzo vecchio. 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro con trasporto gratuito in tutta Italia. Ricordo che olio Acerbis, oltre a far bene alla salute, è un olio che non copre i piatti ma li accompagna e vi fa riscoprire i sapori semplici di una volta. Per ordinare potete chiamare il numero 030 68 40 408 oppure andare sul nostro sito www.olioacerbis.com. Mi raccomando amici, approfittatene finché c'è disponibilità e ricordatevi sempre che l'olio buono è un nutraceutico a metà tra un condimento e un medicinale. Io vi ringrazio, ordinate e dite: ho ascoltato Gaia su Radio Libertà, così mi fate fare anche una bella figura a casa e questo non guasta mai. Io vi abbraccio, una buona giornata, viva l'Italia, viva le cose buone. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Perdo i sensi, cado, mi risveglio sola tra le fiamme alte qua giù. Guardo avanti e vedo tutta la mia vita come se fosse un film. Ogni patto ha un prezzo, forse è troppo caldo, ma per me va bene così. Dopo tutto qui si vede anche il mare, cosa vuoi di più? Voglio da te solo l'anima, così ti salverò. Ma tu dimmi dove ti ho, se ti perdo muoio anch'io, negli abissi soli noi, ti cerco ma non ci sei. Ho deciso, io mi fermo, mi rassegno al mondo della malvagità, perché l'inferno è solo quella dimensione dove tu non ci sei. Preferisco il sale sopra le ferite ad ogni falsa e finta bontà, e continuerò a guardare verso il mare per l'eternità. Tu vuoi da me tutta l'anima, così mi salverai. Ma tu dimmi dove ti ho, se ti perdo muoio anch'io, negli abissi soli noi, ti cerco ma non ci sei.
E noi ce lo stiamo già facendo il Sanremo. Questo è il Sanremo vero, il Sanremo popolare, il Sanremo di chi canta perché ne ha bisogno, perché ha bisogno di parlare, di raccontare, di confrontarsi e canta con il cuore e non per il portafoglio. Lei è Cecilia Quad, che sta per Cecilia Quadrenni, e in questo album appena sfornato prova a legare la musica a una dimensione cinematografica e visiva, risuonando, ricantando pezzi storici in chiave più intensa e in chiave onirica. Qui però è originale e come esplora l'inferno come massima espressione della mente e del cuore. Si intitola proprio Inferno, la nuova canzone di Cecilia Quad che stiamo esplorando settimana dopo settimana. Vi sto facendo scoprire veramente come quello di prima, Numa con cose strane, dei piccoli tesori musicali che magari non arriveranno mai a diventare famosi, ma ascoltandoli troppo spesso vi rendete conto che parlano anche di voi, che parlano di sensazioni, di situazioni che abbiamo veramente vissuto. Il buongiorno si sente dal Varin, grazie a tutti quelli che mi stanno scrivendo perché la vogliono la canzoncina per il sì al referendum sulla giustizia. Tra poco ve la faccio sentire, ma chi la vuole deve scrivere subito al 34067 09 659 scrivendo la voglio e io ve la spedisco al volo. Tra pochissimo l'ascoltiamo anche perché ne Segui la Lega avremo una miriade di appuntamenti per spiegare le ragioni del sì. Ne parliamo tra pochissimo, adesso è tempo dei bacchettoni. Il lunedì arrivano gli amici di informazionecattolica.it. Già al giovedì alle 9 vi trasmettiamo una canzone di Christian Music, di musica, criniatelo giù, ogni giovedì alle ore 9 siamo l'unica radio che fa una pazzia del genere. Al posto di mandare Ramadan, facciamo un Ramadan, io vi mando le canzoni che pregano Gesù. Che pazzo quel Sammy Varin. E il lunedì intorno alle 11:30 parlano gli amici del sito informazionecattolica.it, linea a Matteo Orlando. Buongiorno Sammy e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Oggi cominciamo con l'editoriale pubblicato stamane su informazionecattolica.it a firma di Raffaele Iannuzzi. In un testo dal titolo Il satanismo convergente da Epstein ad Askatasuna e ritorno, Raffaele Iannuzzi propone il satanismo come categoria interpretativa politica e teologica del presente, prendendo spunto dal caso di Jeffrey Epstein. L'autore legge gli scandali delle élite come espressione di un nichilismo radicale che si traduce in dominio, abuso e negazione del bene comune. Iannuzzi collega questo quadro anche ai movimenti antagonisti come Askatasuna, che vengono descritti come espressione plebea dello stesso nichilismo. Cita anche Pierpaolo Pasolini per difendere la funzione dell'autorità e della polizia. Iannuzzi contrappone l'ordine e il caos, lo Stato e la sovversione e nelle sue conclusioni richiama una visione cattolica come argine al disfacimento morale. Matteo Castagna, in un suo articolo dal titolo Elezioni presidenziali in Francia, il vaso è colmo e traboccato, descrive l'estrema frammentazione politica in vista delle presidenziali francesi del 2027. Sono già numerosi i candidati che hanno annunciato la corsa all'Eliseo e Castagna sottolinea le divisioni interne a destra, sinistra e centro nel panorama politico francese. Inoltre critica quello che definisce una centralità eccessiva della questione ebraica nella vita pubblica di Francia. Vincenzo Silvestrelli racconta un incontro pubblico con Elena Basile a Perugia in un articolo dal titolo L'ex ambasciatrice Basile, la Russia è stata aggredita dalla NATO. Questa ambasciatrice sostiene che la Russia sia stata provocata e accerchiata dalla NATO, critica l'Unione Europea, accusata di favorire
elite finanziarie e anche interessi legati agli Stati Uniti, e denuncia anche la rinuncia al gas russo e il sabotaggio del Nord Stream. Inoltre, Basile propone un mondo multipolare come alternativa alla egemonia occidentale. Silvestrelli comunque, oltre a riconoscere onestà intellettuale alla Basile, ne rileva l'assenza di una visione cristiana compiuta sia nell'ex ambasciatrice che nella gran parte del pubblico che ha partecipato. Il dottor Andrea Bartelloni ha firmato un articolo stamane dal titolo "Ripensare Darwin e il darwinismo". Il dottor Bartelloni ha recensito il libro di Francesco Agnoli dedicato appunto a una critica dell'evoluzionismo. Il volume di Agnoli mette in discussione l'impianto teorico di Charles Darwin e vengono citati numerosi scienziati critici verso il darwinismo, dal recentemente scomparso Antonino Zichichi al professor Carlo Rubbia. Nel testo solleviamo, nell'articolo e anche nel libro, il problema del passaggio dalla materia inerte alla vita. E l'opera di Francesco Agnoli, propone una revisione critica dei manuali scolastici e Bartelloni presenta il testo di Agnoli come stimolo a un confronto tra scienza e fede. In un articolo di Angelica La Rosa dal titolo "Il cardinale Müller esorta la fraternità San Pio X a cercare la piena comunione con Roma come unico modo legittimo per difendere la fede tradizionale", abbiamo riportato l'intervento del cardinale tedesco sulla posizione della fraternità creata da Monsignor Lefebvre. Müller ribadisce che la piena cattolicità richiede comunione sacramentale e canonica con il Papa, e ha richiamato nel suo intervento anche precedenti storici scismi, e ha concluso che non può esserci una piena comunione se non si accetta il diritto canonico della Chiesa e tutti i suoi punti. Angelica La Rosa, commentando le dichiarazioni di un deputato transgender del Minnesota, ha difeso i bambini dalla posizione di questo deputato, che addirittura sostiene l'ipotesi che la pornografia possa avere valore educativo per i minori stessi. Invece nel nostro articolo ci siamo concentrati sulla mercificazione, sullo sfruttamento che produce la pornografia, e abbiamo denunciato anche i rischi psicologici legati alla esposizione precoce alle immagini e ai video pornografici, e abbiamo invitato il legislatore anche in Italia a rafforzare le barriere di protezione digitale, perché i minori non possono essere trattati come adulti. Sempre Angelica La Rosa, in un articolo dal titolo "Infrastrutture militari occidentali ai confini russi, il vero motivo della guerra", ci ha ricordato che la guerra tra Russia e Ucraina è l'esito di tensioni geopolitiche maturate nel tempo a partire dall'avvicinamento, dall'accerchiamento, anzi direi, della Russia da parte della NATO, perché sempre più paesi intorno alla Russia sono via via stati accolti nell'organizzazione del Nord Atlantico, militare del Nord Atlantico. E l'eventuale ingresso dell'Ucraina nella stessa alleanza viene descritto come la linea rossa, che scatenerebbe sicuramente un ulteriore conflitto. Inoltre viene sottolineato nell'articolo il ruolo del sostegno militare occidentale a Kiev, che ha comportato il prolungarsi eccessivo dello scontro tra Russia e Ucraina, causando decine di migliaia di morti. In un articolo dal titolo "Un saggio politico irriverente per delusi e smarriti", il professor Sergio Caldarella, epistemologo che ci scrive dagli Stati Uniti, ha recensito il libro "Destra e sinistra" dell'avvocato Domenico Conversa. Questo testo analizza la progressiva ibridazione tra destra e sinistra in una società italiana dominata dal mercato. Il testo affronta la trasformazione del linguaggio politico e il populismo contemporaneo, ed ampio spazio è dato anche alla critica del vuoto ideologico e alla critica della industria culturale italiana. L'avvocato Conversa utilizza l'ironia per smascherare slogan e formule retoriche,
e il professor Caldarella conclude il suo articolo evidenziando il valore provocatorio e riflessivo dell'opera di Conversa. Bruno Volpe ha intervistato il professor Rocco Buttiglione, che è appena diventato docente della Università Pontificia Regina Apostolorum, dove insegnerà dottrina sociale della Chiesa. E nella intervista concessa di Informazione Cattolica, il professor Buttiglione ricorda di quando Giovanni Paolo II criticava alacremente sia il socialismo reale sia il capitalismo privo di regole morali. In un articolo abbiamo riportato le considerazioni del vescovo emerito di Ascoli Piceno, Monsignor Giovanni D'Ercole, che sostiene la separazione delle carriere tra PM e giudici e la creazione dei 2 consigli superiori della magistratura e anche dell'alta corte disciplinare, e quindi in sostanza voterà sì al prossimo referendum sulla giustizia. In un articolo culturale e interessante, il dottor Paolo Gulisano ha recensito il volume Attraversare la modernità di Luciano Lanna, dedicato alla figura del famoso filosofo Augusto Del Noce. Gulisano colloca Del Noce tra i grandi pensatori cattolici del Novecento, spesso marginalizzati. Del Noce ebbe visibilità negli anni '80 anche grazie al settimanale Il Sabato e fu anche senatore della Democrazia Cristiana, ma poco ascoltato in quel partito. Il libro ricostruisce la sua critica alla modernità e al nuovo totalitarismo tecnocratico, perché Del Noce denunciava la decristianizzazione dell'Occidente e la sua analisi intrecciava filosofia, storia e politica. Il dottor Gulisano conclude la sua riflessione invitando a riscoprire l'attualità del pensiero di Augusto Del Noce. Giuseppe Canisio, in un articolo dei giorni scorsi, ha ricordato la figura di Quentin de Renck, il giovane cattolico ucciso dalla sinistra a Lyon, e noi lo abbiamo ricordato per quello che era, cioè un cattolico impegnato nel volontariato e non invece, come la stampa ha cercato di diffondere, un militante di estrema destra. Angelica La Rosa, in un articolo inquietante, ci ha parlato del fenomeno Therians, di quei giovani che si identificano psicologicamente o spiritualmente con animali e organizzano raduni pubblici imitando comportamenti animaleschi. Stendiamo un velo pietoso. Come un velo pietoso stendiamo anche su dei cinema salesiani che hanno proposto il film Cime tempestose, che contiene diverse scene di sesso. Per ritornare di nuovo al referendum, stamane abbiamo pubblicato anche l'intervista su infobreak.it all'ex PM di Mani Pulite Antonio Di Pietro, anche lui schierato sul sì per quanto riguarda il prossimo referendum. E la posizione di Di Pietro nasce naturalmente da una valutazione tecnica, perché ritiene che la riforma completi coerentemente il modello accusatorio introdotto nel 1989, e Di Pietro respinge le varie critiche dell'Associazione Nazionale Magistrati. Abbiamo voluto ricordare stamane, sempre su Infobreak, la famiglia Del Bosco, perché sono passati quasi 100 giorni dal distacco della famiglia e riteniamo che il ricongiungimento è prioritario per il benessere dei minori, e questo caso purtroppo è l'ennesimo emblema dell'eccesso di intervento statale all'interno delle famiglie. Infine, carissimo Semmi, nei giorni scorsi abbiamo ricordato 2 eventi storici: la pubblicazione del manifesto del Partito Comunista di Marx ed Engels, e abbiamo criticato naturalmente il materialismo storico e la riduzione dell'uomo a soggetto economico che ancora oggi imperversano nella società, e anche l'abolizione della proprietà privata e l'ateismo militante propugnato da questi autori, per non parlare poi delle persecuzioni che sono seguite dopo la nascita dei regimi comunisti in giro per il mondo. E infine, sempre come ricordo storico, abbiamo riflettuto sulla legge Merlin in un articolo dal titolo "Lo Stato non può farsi complice della prostituzione", e abbiamo detto che la prostituzione è una ferita alla dignità della persona e l'abolizione delle case chiuse è stata un atto di giustizia imperfetto, ma comunque significativo,
Lo Stato non deve legittimare il vizio e abbiamo ricordato in questo articolo la necessità di un rinnovamento morale per questo come per tanti altri temi. Carissimo Semmi, ti ringraziamo come al solito per l'ospitalità su Radio Libertà e invitiamo gli ascoltatori a leggerci su www.informazionecattolica.it e www.infobreac.it. Grazie per l'attenzione, arrivederci alla prossima settimana. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Ma dove lo trovate? Dove lo trovate? Un canale che fa anche informazione cattolica. Il nostro Radio Libertà. Ogni lunedì dopo le 11.30, ma anche ogni giovedì alle 9 del mattino, una canzone di Christian Music. Roba buona, introvabile in questi tempi di Ramadan. Sono le 11.52, tantissimi WhatsApp al 3406709659 per richiedere la canzone di destra, di sinistra. Non lo sappiamo, semplicemente una canzone che spiega perché votare sì al referendum sulla giustizia del 22 e 23 di marzo. Siete ancora in tempo, scrivetemi la voglio al 3406709659 e io ve la invio. Prima però, giustamente, soddisfatti o rimborsati, ve la faccio ascoltare. Siete pronti? È potentissima, è tutta da ballare, signori! È un'esclusiva di Radio Libertà, gli unici pazzi che trasmettono roba del genere, ma farla risuonare sul vostro cellulare e inviarla al vostro vicino di casa comunista, secondo me sta da Dio. Cantiamola insieme. 1, 2, 3 e vai! Votiamo tutti insieme, sì, per cambiare davvero, per un processo più giusto, un futuro più vero. Una croce su quel foglio per dare una scossa, è la scelta giusta, la nostra riscossa. In aula c'è un gioco ma le regole sono strane, chi accusa e chi giudica, due facce, stesse trame. Serve una svolta, una linea netta e chiara per la giustizia vera, non una sorte amara. Basta confusione, basta con i dubbi, due ruoli separati per non avere intoppi. Votiamo tutti insieme, sì, per cambiare davvero, per un processo più giusto, un futuro più vero. Una croce su quel foglio per dare una scossa, è la scelta giusta, la nostra riscossa. La tua matita è un'arma, il tuo voto una promessa di un'Italia diversa, non più la stessa. Separare le carriere non è un'idea astratta, è la base per un diritto che non si ritratta per ogni cittadino. Per chi crede nel domani, il potere del cambiamento è nelle nostre mani. Votiamo tutti insieme, sì, per cambiare davvero, per un processo più giusto, un futuro più vero. Una croce su quel foglio per dare una scossa, è la scelta giusta, la nostra riscossa. È un'esclusiva Radio Libertà, nel senso che siamo gli unici pazzi a trasmetterla. Sta cominciando a girare sul web. Chi l'avrà fatta? L'avrà fatta il PD? Beh, questo messaggio scrive: io sono di sinistra ma voterò sì. Ne stiamo convincendo a decine solo con questa canzone. Se la volete sul vostro cellulare, scrivetemi al 3406709659. Ma per capire qualcosa di più su questo referendum sulla giustizia che si voterà il 22 e 23 di marzo, mi raccomando, andate a cercare il vostro certificato elettorale, poi magari vi serve anche per altri motivi in futuro. Beh, gli eventi non mancano e se abitate in Brianza, l'appuntamento è per questo giovedì 26 febbraio alle 20:30 a Veduggio Concolzano, a 2 passi da Monza, sulla strada per andare verso Lecco.
la riforma della giustizia, le ragioni del sì. Giovedì 26 febbraio alle 20:30 alla Sala Segantini di Via dei Caduti 5 al municipio di Veduggio Concolzano, Monza, Brianza, arriva Massimiliano Romeo, il capogruppo della Lega in Parlamento, al Senato, ma anche il capo della Lega Lombarda. Con lui l'avvocato Gilberto Celletti, ma c'è anche Federico Rigamonti del Comitato per il Sì Veduggio Concolzano e Matteo Rigamonti, Comitato per il Sì di Renate. Oltre a tanta bella gente che arriva da Veduggio Concolzano e dalla Brianza, compresa naturalmente l'assessore alla cultura di Veduggio Concolzano, Valentina Besana, che salutiamo e ringraziamo. Capito, Brianzoli? Questo giovedì 26 febbraio, ore 20:30, a Veduggio Concolzano, a 2 passi da Monza, in piena Brianza, Sala Segantini, si parla del referendum sulla giustizia, le ragioni del sì. Ma certamente avrete eventi anche nella vostra zona. Che fate? Che aspettate? Fatemeli avere. Scrivete al 340 67 09 659, come ha fatto Samuele Piscina. Via Vespri Siciliani 12 Milano, questa sera, serata.lega. A partire dalle ore 21 il presidente della Commissione Sanità, Politiche Sociali di Regione Lombardia, Emanuele Monti, ma anche Samuele Piscina. Dove? Samuele Piscina in Via Vespri Siciliani al serata.lega di Milano. Via Vespri Siciliani. Emanuele Monti nell'altra sede della Lega, Via Esterle 29, angolo Via Padova. Doppia serata.lega. Emanuele Monti è presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia. Quindi, signori, si parla di Milano, si parla di cose importanti e certamente si parlerà anche di referendum per spiegare che cosa succede, quali sono i cambiamenti che noi vogliamo, e questo noi diventa sempre più ampio, visto che ormai anche a sinistra cominciano a strizzare l'occhio verso il cambiamento nella giustizia. L'avete appuntato in calendario invece l'appuntamento per il 18 aprile? Matteo Salvini ha annunciato questa manifestazione a Milano. Il 18 aprile la Lega in piazza per l'Occidente, nel nome della protezione dei nostri valori e della cultura occidentale. 18 aprile tutti a Milano. Cominciate a chiedere alla vostra sezione di appartenenza o cercate naturalmente su legaonline.it, perché questo è un evento veramente da non mancare. E poi ragazzi, minimamente si parla di referendum un po' in tutta Italia. Cercate la sezione della Lega nella vostra zona, perché è peccato perdere un appuntamento che ti spiega perché votare sì. Ad esempio, chi ci segue in diretta questo pomeriggio alle 17 a Pisa, Palazzo Gambacorti, Sala delle Balneari in piazza 20 settembre, le ragioni del sì al referendum, e ci sono i nostri senatori, i nostri deputati, senatore Manfredi Potenti, onorevole Susanna Ceccardi, senatore Andrea Ostellari, con Giovanni Pasqualino, capogruppo della Lega in quelle di Pisa, l'avvocato Giovanna Bonanno, assessore sociale alla sicurezza del comune di Pisa, e altri personaggi del territorio che vi spiegheranno le motivazioni del sì al referendum. Oggi pomeriggio, ore 17, Pisa, Palazzo Gambacorti, Sala delle Balneari. Me ne vado, è ora di andarmene. Certo, e devo ringraziare tutti voi perché siete dei pazzi. Mi avete scritto come matti al 340 6709 659. Colpevolmente non ce l'ho fatta a leggervi tutti, ma invierò a tutti voi la canzoncina sul referendum simpatica e potente, che serve poi da inoltrare a parenti o amici. Tra pochissimo la belva civile con il nostro deputato Ottaviani. Io e una minaccia. Ritorno domattina alle 7:30.